Rieccoci, è vero Francini che quando Pipitone si arrabbia diventa rosso, ha visto? Diventa troppo davvero. Va bene, abbiamo È la collegato passione, è la mia Diventa passione. rosso perché sarà Perché l'origine. io nelle cose ci credo e non Anche racconto lei però balle, mette direttore. benzina nel fuoco, non è che mi dia una mano lei, è davvero. No, non Allora abbiamo nemmeno collegato scherzo. Michele Dessadore che è segretario generale della SAP, della Polizia, dunque andiamo, eccolo collegato, che lo saluto, lo ringrazio, che gli ho fatto attendere per molto tempo. Anche voi siete in prima linea, buonasera Michele. Buonasera Giorgio, buonasera a tutti. Sì, direi proprio di sì, siamo in prima linea, magari non come i medici, nel senso che la trincea vera e propria ce l'hanno Anche loro sono in prima quelli linea. il servizio sanitario, però ovviamente a partire dal contenimento delle zone rosse, le prime che sono state delineate in Italia, una qui nella provincia di Padova, e poi tutte le misure di contenimento che sono state allargate prima ad alcuni territori e poi a tutto il paese. Insomma, questa è un'attività che compete a noi ed è certamente un'attività impegnativa che ci espone inevitabilmente Ecco Michele, sono stati salvaguardati, a rischi molto alti. Ecco, la polizia è stata salvaguardata da quello che sta succedendo? Secondo quello che riteniamo noi non adeguatamente, nel senso che per esempio i dispositivi di protezione che erano evidentemente numericamente erano predisposti per una situazione ben diversa, cominciano a mancano già da un po' di tempo. Non ci sono mascherine, quante ne servirebbero, per esempio, per dire la cosa più banale. E quindi? E quindi siamo preoccupati, certamente molto preoccupati, come del resto anche... Cioè nel fare un servizio pubblico ovviamente avete bisogno anche voi del materiale per ripararvi? Beh, mi pare di capire che manchi anche al servizio sanitario, almeno in tante parti d'Italia, e a noi manca veramente, insomma, ci sono diversi episodi che posso diciamo, raccontare, alcuni estremamente esemplificativi, come la protezione civile che passa, vede le pattuglie senza mascherine e gliele dona, ma ecco, in genere se consideriamo che con tutte le pattuglie che sono fuori ogni turno almeno dovrebbe essere cambiata, non ce n'è abbastanza. Ecco, Michele, l'organico della hanno polizia... annunciato che dovrebbero essere rimpinguate le scorte e quindi stiamo attendendo che ce le consegnino. Ecco, l'organico della polizia in virtù di questa emergenza è a un numero che può coprire le esigenze del territorio oppure addirittura è davvero molto o poco scarso, cioè è scarso tanto? Mi dia una votazione medio, poco, tanto per quanto riguarda l'organico della polizia attuale in virtù di questa emergenza. In questo momento l'unica cosa che davvero serve, cioè sono due cose che servono: uno, l'organizzazione dei dispositivi di vario tipo e poi le pattuglie che fanno il controllo sul territorio. Consideriamo che c'è l'ordinario, cioè tutto quello che può accadere e che succede normalmente durante ogni santo giorno su questa terra, e il controllo specifico contro le lesioni ai divieti di mobilità che sono stati introdotti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Avete fatto delle domande specifiche? Delle richieste specifiche più che domande? No, allora, dicevo, per quanto riguarda questo, il lavoro di controllo dipende da quante persone vanno impropriamente sulla strada e commettono infrazione a questi divieti. Per il momento il problema, avete visto tutti quanti, riguardava l'eccessivo disinvoltura con cui la gente voleva diciamo così, mantenersi in forma o frequentava momenti di incontro. Direi che mediamente il problema
non è importantissimo, però va fatto, anche perché non possiamo, diciamo così, non possiamo escludere che ci siano dei fenomeni importanti che nascono. Abbiamo visto per esempio che una cosa abbastanza inattesa e importante è stata quella delle rivolte dentro i carceri, ma dobbiamo anche pensare che possono accadere fenomeni di vario tipo simili a questi. Certo. Grazie Michele Dressadore, buon lavoro. Grazie, e vorrei solo dire un'altra cosa, Giorgio, se mi permette. Noi siamo molto impegnati nel richiedere, oltre a questi dispositivi, anche i controlli, quello degli esami di tampone fatti su quante più unità possibili anche nel nostro servizio è molto importante. Perché il rischio in ambienti come il nostro, che diciamo così, hanno anche una commistione importante che poi si riverbera nelle famiglie, un po' come accade per il servizio sanitario, è molto importante. Noi contiamo molto, speriamo molto che vengano fatti questi controlli. Grazie, è stato molto chiaro Michele Dressadore. Fabrizio Moro, la richiesta è anche da parte della polizia, insomma, i controlli con i tamponi, credo che la fanno un po' tutte le persone che sono in trincea, in prima linea, insomma questo bisogna ovviamente soddisfare le esigenze della polizia, dei medici, degli infermieri, di chi è sul campo di battaglia. Allora, oggi noi andiamo tutti i giorni da Zaia a fare ovviamente il servizio nella consueta conferenza stampa, e c'è un tragitto, da noi siamo a Padova, arrivare a Mestre e alla sede della Protezione Civile a Marghera, e noi di solito va a Emiliano. Ci ha raccontato il viaggio in autostrada da Padova a Mestre, guardiamolo un po'. Ci troviamo al casello di Padova Est, stiamo per naturalmente recarci verso Venezia per il consueto appuntamento con l'aggiornamento, la diretta con il governatore Zaia. Stiamo cercando anche di testare però, come da dati del concessionario, quindi la CAV autostradale per il Veneto, se il traffico sia calato. La CAV segnala appunto punte in discesa addirittura di oltre il 40% appunto del traffico, con punte massime pensate oltre l'80%, intorno all'88%, quindi una diminuzione delle presenze dei mezzi lungo l'asse dell'A4. Ripeto, stiamo per recarci, quindi siamo in direzione Venezia, e vediamo com'è la situazione. Effettivamente, solitamente già uscendo dal casello, ripeto, di Padova Est, si poteva in passato notare la congestione del traffico, cosa che a colpo d'occhio non è così. Soltanto mezzi pesanti in questo momento percorrono in senso verso Venezia o verso Milano la 4, e le autovetture, quelle classiche come la nostra ad esempio, in questo momento non ci sono, non se ne vedono. Naturalmente un plauso a tutte le persone che stanno effettivamente seguendo i dettami del governo. Ricordiamo ancora una volta che soltanto per chi è strettamente necessario c'è la possibilità degli spostamenti. Ecco, sta passando un'auto, questa è la prima auto che registriamo, che possiamo notare lungo la 4. Dicevo, soltanto chi ha necessità di lavoro può spostarsi, e infatti vediamo che sono soltanto i camion in questo momento a percorrere l'asse della 4. Abbiamo visto un'automobile sola. Elisabetta, che novità hai dal web? Io ti farei vedere, se possiamo inquadrare, la Regione Veneto ha aperto un conto corrente destinato all'emergenza coronavirus. Quindi, siccome comunque, come dice Zaia, quotidianamente arrivano attestati di solidarietà economici, insomma è stato appunto istituito questo codice. Vediamo qua l'IBAN, che insomma è lunghissimo come tutti gli IBAN, però adesso insomma i veneti possono sostenere concretamente l'emergenza coronavirus, cosa che, ti ricordo, era già stata fatta anche per altre emergenze venete, tipo per Vaia,
e insomma adesso si può donare e si può sapere con certezza dove andranno a finire i soldi donati, perché appunto il governatore insomma ha detto che è attivato questo conto corrente regionale per coinvolgere le offerte e puntualmente sarà dato conto con la massima trasparenza dell'utilizzo delle donazioni e dell'andamento appunto delle donazioni. Perfetto, hai altre cose, Elisabetta? Ti posso dire che è terminato l'incontro a Palazzo Chigi tra il governo e le opposizioni, quindi se vuoi ti posso leggere le dichiarazioni rese di Salvini e da parte della Meloni. Vai, se sono rapide, vai. Sì, la Meloni ha chiesto a Conte appunto di relazionare, di coinvolgere seriamente il Parlamento appunto istituendo un'unità di crisi sull'emergenza. Lamentano la mancanza di comunicazione perché le informazioni le stanno imparando praticamente o apprendendo dalle dirette Facebook o comunque dai giornali. Salvini ha parlato del decreto, è soddisfatto di essere stato ascoltato dopo giorni appunto in cui, dice anche lui, si leggevano cosa faceva il governo sui giornali o nelle dirette Facebook e abbiamo fatto presente, continua, che esiste un Parlamento, ci hanno detto che per marzo i soldi non ce ne sono per le partite IVA, ma hanno anche detto che ci coinvolgeranno sul decreto di aprile. Va bene, staremo a vedere se sarà così, auguriamoci che siano tutti uniti per risolvere questo problema che è davvero una guerra e bisogna risolverla davvero per gli italiani. Allora, volevo solo dire una cosa, chissà che un giorno qualcuno si inventi di dire fate più corto che quel numero IBAN, perché davvero uno che se lo trascrive passa la voglia di fare donazioni, fallo anche lì più corto, noi qui in Italia ci complichiamo la vita, c'è un numero IBAN che fra poco sarà il numero 1 chilometro, non so, fare un'invenzione di fare qualcosa di più corto, qui non troviamo mai modo per poterlo fare. Oggi Brugnaro ha parlato per quanto riguarda la Polizia a Venezia, sentiamo cosa dice. In queste settimane in cui Venezia appare desolatamente vuota, la città si rifà al look con le sanificazioni e le pulizie intensive che solo un paesaggio deserto permette di operare. In tutto il territorio, dalla città lagunare alla terraferma, sono in corso da giorni le pulizie straordinarie che per esempio permettono con i getti ad alta potenza di staccare le gomme da masticare dai camminamenti della città. Come a dire che dopo questo periodo Venezia sarà ancora più bella, parola di Primo Cittadino, il quale spiega anche come l'esempio di questi giorni sarà utile anche per rivedere l'immagine futura della città e del suo turismo. Questa disinfestazione di fatto l'abbiamo cominciata dal 24 febbraio, per fortuna dicevo avevamo già cominciato a pulire la città perché abbiamo adeguato i nostri sistemi con quei fluidi che servivano per igienizzare. Anche lì ci siamo dovuti arrangiare dall'inizio e per fortuna abbiamo tanta brava gente che ci ha aiutato, insomma. Ma la nostra intenzione di limitare e di alzare la qualità del turista c'è sempre stata e continua a esserci. A maggior ragione adesso abbiamo visto le fotografie dei canali limpidi, perché il limo dell'acqua, che è questa sospensione che c'è nelle acque, che viene messa in giro dalle eliche delle barche, si è depositata sui canali. Ecco, lo dico alle persone quando parlavo dello scavo dei canali. Insisto che dobbiamo togliere quel limo. Quel limo che si è depositato è proprio quella parte che viene messa in sospensione dalle eliche dei canali. Se noi lo togliamo, cioè riusciamo, quando si parla di scavare i canali si intende questo, magari alle persone che ci ascoltano faccio capire che le manutenzioni, cioè investire sulla messa in sicurezza del territorio è questo, cioè lo scavo dei canali vuol dire questo, vuol dire mettere in sicurezza e rispettare veramente l'ambiente, per cui ripensiamo al modello, altro che. È chiaro, nel ragionamento di Pipitone, lui sindaco sicuramente può farlo, può pulire i canali quando vuole e ovviamente se, come sempre, ci sono i soldi, perché è l'unico problema. Messaggi, andiamo con i messaggi, l'ultima serie davvero, chiedendo scusa ovviamente a quelli che hanno mandato e non abbiamo potuto mandare in onda. Buonasera, ma le mascherine ospedaliere non si possono sterilizzare e quindi riutilizzare come gli attrezzi chirurgici? Si possono, bisogna essere bravi nel pulirle con il materiale adeguato, però qualcuno mi ha detto che si può e io prendo buono quello che mi è stato detto. Andiamo nell'altro messaggio.
La priorità oggi deve essere la necessità di curare il panico e lo stress che in Italia è stato provocato dalla pessima gestione politica e della comunicazione. Non date sempre colpa alla comunicazione, non nostra, spero della politica o chi ha fatto comunicazione, perché noi, anzi, io mi prendo briga di fare, se entri in studio un attimo, Marco e Claudio che li saluto, i complimenti non alla nostra televisione, perché sarebbe di parte, a tutte le televisioni locali che si sono adoperate in un'informazione certe 24 ore su 24 e che non sono premiate come dovrebbero essere, perché noi ci siamo in tutti i momenti, tutte le ore, in tutti i giorni, andiamo con i microfoni, dopo qualcuno magari preferisce il microfono nazionale, però noi delle locali, e parlo in generale, ci siamo e credo che un plauso lo meritiamo se lo facciamo noi da solo per dare un'informazione ai cittadini. Andiamo con i messaggi, chiedo scusa se ho fatto questo intermezzo di pubblicità personale, ma non solo mio ma di tutte le televisioni private e gli organi di informazione private che non siano quelli nazionali dove non viene pagato il canone. Potrebbero per le zone più colpite fare ordinanza più restrittive, mentre per il resto vale il decreto più leggero. Andiamo nell'ultima. Eccola qui, salve, non capisco se il nuovo decreto vieta anche le pizze a domicilio o no. No, le pizze a domicilio possono portare, le ordinate ve le possono portare, non c'è nessun problema in questo senso. Va bene, io chiudo, prima di chiudere vi faccio vedere un video simpatico che gira nel web, ovviamente ce ne sono molti e il nostro Dennis l'ha estrapolato perché era carino, come fa fare 2 passi a un cagnolino una signora, vediamolo un po'. Da sopra. E non l'ha visto, ecco lo rivede. Guarda come lo tira su poi. Eccolo lì, vedete, per fare 2 passi per non scendere, quel cagnolino, speriamo che non abbia tirato il collo, come si dice, no, così. Però era simpatico, dunque era bello farlo vedere, perché girava nel web oggi, dunque era bello farlo vedere, sperando che non abbia fatto male a quel cagnolino, poverino, perché a me che ha avuto un collare un po' riparato. Va bene, volete dire una battuta per chiudere proprio la serata? Pipitone, poi Fabrizio e anche il Francesco Francini. L'appello è quello che bisogna lavorare insieme adesso, quindi le istituzioni, anche se possono fare delle cose che possono anche non essere perfettamente condivisibili, vanno sostenute, mi riferisco sia a livello nazionale che anche a livello locale, quindi anche la regione. È una battaglia che possiamo vincere, anzi sono sicuro che vinceremo in tempi non lunghissimi. I cittadini stanno facendo un sacrificio enorme, l'hanno capito tutti. Io vedo anche i miei figli, una ragazza di 18 anni, un ragazzo di 24, stanno a casa tranquilli, con i loro amici si sono organizzati la vita, si può fare. Voglio ringraziare voi invece, direttore, perché state facendo un ottimo lavoro. Hai detto bene non solo voi come TV7 Triveneta, ma anche tutte le altre TV locali. State facendo un lavoro eccezionale, devo dire, che a livello nazionale, non anche per questioni di, come dire, di enormità di messaggi, però quello che state facendo voi è veramente una cosa è encomiabile. Fabrizio? Ma solo per la precisione, perché mi sono controllato i numeri esatti per non Fabrizio, avere... ti prego, devo chiudere, Fabrizio. No, solo due numeri esatti. Devo chiudere. 34 sono in azienda ospedaliera ricoverati in terapia intensiva per coronavirus, 34. I posti di terapia intensiva programmati con le ultime schede dell'anno scorso su azienda ospedaliera sono 112, quindi sono 112 posti letto di terapia intensiva, quindi questo ci sono nella programmazione. 90 più 22. Bene. Detto questo, ovviamente, siccome noi abbiamo non lasciamo ribattere no, non posso, se mi dici non può ribattere, perché Fabrizio ma poi le butta, devo chiudere, quindi Fabrizio prego. La cosa che ovviamente mi sento di dire a chi ci ascolta da casa, che è quella di seguire le linee e le regole che sono state date, che sono regole non contro i cittadini ma a favore dei cittadini. Il fatto di rimanere a casa isolati ci permette di uscire prima possibile e ovviamente salvaguardando tutti. Francesco Francini? Beh, direi che bisogna ognuno cercare di fare la propria parte nel migliore dei modi e di dare ascolto a chi ha la competenza
I politici non si inventano certi provvedimenti, hanno dei consulenti di altissimo livello e quindi il politico è la voce ma l'ispiratore è il competente. Per esempio in Veneto abbiamo il professor Crisanti che è un'autorità a livello internazionale e se siamo all'avanguardia in Italia nella lotta al coronavirus lo dobbiamo anche a questi tecnici. Certo, ricordo prima di salutare Elisabetta, ricordo ai nostri telespettatori che tutti i giorni alle 10:25 facciamo ginnastica in salotto, è un programma di mezz'ora, se volete vi collegate con Triveneta dalle 10:25, minuto più, minuto meno, per mezz'oretta fate la ginnastica e vi tenete in forma tutti i giorni, mi raccomando, lo facevamo anche prima però non l'avevamo mai detto, ora che c'è necessità perché nessuno può uscire, guarda la nostra televisione, va in salotto e fa un po' di ginnastica. Grazie Elisabetta. Grazie a te Giorgio, io se mi permetti ricordo ancora che ovviamente è meglio evitare qualsiasi spostamento, ma se dovete proprio farlo c'è il nuovo modulo di autocertificazione che si può scaricare dal sito del Ministero dell'Interno. Bene, grazie Elisabetta, grazie anche a Dennis che ha fatto un bel lavoro oggi tra i servizi e tutti i vari collegamenti, grazie Dennis. Grazie, buona serata a voi. Ecco, ringrazio anche Marco e Claudio Regia che hanno lavorato e ringrazio ovviamente i nostri telespettatori che ci hanno seguito. Ovviamente consigliando tutto quello che vi consiglio, rispettate le regole che vi sono state insegnate, chiamiamole così. Buonanotte. Questo programma è stato offerto da Despar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta.